L'azienda conferma licenze che non vengono prodotte assolutamente in Italia e che non transiteranno nemmeno per l'Italia e quindi di fatto i volumi li sposta in altri stati. La Regione ci ha già convocato, saremo lì venerdì 20 alle ore 16. Il Ministero avete scritto anche al Mise, giusto? Esattamente, abbiamo scritto anche al Mise anche perché va fatto un ragionamento su quello che è il settore moda in Italia. È un paradosso industriale perché il settore dell'occhialeria sta andando alla grande, i numeri dicono che il futuro sarà ancora ottimo e di conseguenza, come dire, bisogna produrre gli occhiali. La Safilo è una delle migliori produttrici al mondo. È incomprensibile che a questo punto l'impresa annunci 700 licenziamenti. Noi chiediamo veramente l'intervento di tutti. È il frutto di una politica industriale sbagliata da tanti anni, che il sindacato dice all'azienda che così non va, che bisognava fare scelte diverse, ma hanno continuato per la loro strada pensando di essere in quel sistema che comunque si guadagna, e oggi abbiamo la prova che non è proprio così, perché chi ha investito bene e si è comportato bene nel mercato sta andando avanti. Infatti l'occhialeria, il sistema occhialeria funziona ancora e va benissimo. La Safilo purtroppo è in controtendenza.